Come nelle migliori famiglie, anche per l'Empedoclina che sta disputando un grossissimo campionato e una matricola, si sta comportando benissimo nel campionato di promozione, arriva qualche piccolo problema in questi periodi, chiaramente dovuto anche a una mancanza di liquidità. L'attività che si deve portare avanti, la squadra che è costretta a giocare lontana da Porto Empedocle. Siamo con Fabio Speranza e Silvio Laporta. Vediamo cosa si può fare perché questa squadra sembra un po' abbandonata. Sì, Tony, tu hai racchiuso un po' quello che è l'argomento principale di questo nostro incontro oggi. Intanto ringraziamo la tua persona e tutta la redazione che ci sta dando questa possibilità. Noi siamo una realtà dirigenziale nata un paio di anni fa, sapendo tutti per quale motivo, dalla dipartita del nostro capitano Marco Ferrera. Abbiamo voluto creare questa realtà che, come hai descritto tu, sta facendo risultati dal nostro punto di vista egregi ed eccellenti. Ci sta rappresentando tutta la città e la cittadinanza di Porto Empedocle nel miglior modo possibile, sia calcistico e soprattutto comportamentale. Questi ragazzi ogni domenica fanno delle prestazioni calcistiche egregie, ma soprattutto si comportano bene e portano avanti il nome di Porto Empedocle nel miglior modo possibile. Purtroppo noi non siamo grandissimi imprenditori, noi siamo un gruppo di amici che giornalmente ci alziamo, andiamo a lavorare e che facciamo tutto quello che è possibile per tenere vivo questo giocattolo e questo progetto, e non vogliamo assolutamente che possa minimamente qualcuno immaginare che vogliamo chiudere qui questo giochino. Ai noi siamo qui a fare un appello importante a tutta la cittadinanza, agli organi di amministrazione, agli imprenditori locali, affinché ci possano dare una mano per completare questa stagione che per noi è stata molto, molto farraginosa, avendo disputato quasi tutta la stagione fuori casa praticamente, a Raffadali, dove ci sono dei costi importanti da affrontare e dove per noi praticamente ogni domenica siamo fuori casa. Silvio Laporta, cosa può fare la città di Porto Empedocle per questa squadra, per questi colori granata che tutti amano, diciamo con la bocca, però con i fatti mi pare che qualcosa sia venuta meno? Allora, premesso che mi ricollego a quello che ha detto Fabio, ovviamente noi ci troviamo in forte difficoltà dovuta al fatto che un campionato di promozione e noi non ambivamo a chissà qual è il risultato. Il nostro obiettivo, ricordiamo bene che era una salvezza tranquilla, noi ci troviamo a soli 3 punti dai playoff, quindi questo, come dice Fabio, può solo inorgoglire la città di Porto Empedocle. Quando noi parliamo di Empedoclina non stiamo parlando di Silvio Laporta o di Fabio Speranza, stiamo parlando di Porto Empedocle, quindi un dovere morale che dovremmo avere tutti: il settore economico, il settore amministrativo e noi che in prima persona ci esponiamo giornalmente. Ora, cosa c'è bisogno? Sicuramente un altro macigno che è caduto è stato il fatto che da qualche settimana c'è l'inagibilità della tribuna di Raffadali. Quei pochi tifosi che già venivano non vengono e non contribuiscono con quel minimo che ci permetteva magari di pagare la futura trasferta che avevamo la domenica successiva. Inoltre avevamo sperato in tutti i modi che ci fosse un supporto maggiore da parte delle istituzioni. Ora non entriamo in merito a discorsi di natura politica, perché qua non siamo per fare politica, ma siamo per parlare di sport. Però sappiamo benissimo che in un settore economico così degradato come Porto Empedocle, quei pochi imprenditori che ci hanno aiutato non sono utili a sostenere l'intero costo di un campionato di promozione che, per quanto riguarda modestamente la nostra piccola società, ammonta a un costo di 70.000 euro. Noi ci siamo, come dire, noi dirigenti in qualche modo con risorse personali, andando, come dire, a incoraggiare il supporto da parte di qualche piccolo imprenditore, abbiamo portato avanti questa situazione, ma ora siamo in una fase di stasi, di fermo. Abbiamo bisogno uno sprono, abbiamo bisogno che le istituzioni ci facciano capire che sono con noi, perché è bello quando si gioisce insieme, ma è bello pure quando si risolvono i problemi insieme. Così non mi sembra corretto nei confronti di questi dirigenti che in qualche modo stiamo aiutando nel sociale la città di Porto Empedocle a riemergere.